È una Lega che ritrova un punto di sintesi attorno al segretario Matteo Salvini, quella che esce dal confronto del Consiglio federale. Presente la voce fuori dal coro di Giancarlo Giorgetti e in videoconferenza anche i governatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga. Ed è proprio il presidente veneto a spiegare cosa è accaduto nel lungo confronto. Nessuno è stato messo all'indice, qui ognuno ha detto la sua, io ho detto la mia, gli altri hanno detto. Poi il segretario, che è il nostro segretario, nessuno ha messo in discussione la figura del segretario, ne ha fatto una sintesi. Convinto della necessità del dialogo, il presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso, Mario Conte. Credo che ieri sia servito molto, io confido molto nell'intelligenza dei nostri dirigenti politici, da Matteo Salvini a Giorgetti, a Zaia, a Fedriga. Più pepato è il commento di Roberto Marcato, che non legge nel Consiglio federale una piena armonia ritrovata, ma una tregua armata. Giorgetti poi ha ribadito quanto detto in quella famosa intervista che tutti conosciamo, non ha fatto un passo indietro rispetto a questo. Salvini dal canto suo ha detto che la linea politica è quella comunque di andare verso i sovranisti, per cui, come dire, non c'è stata una sintesi di queste due posizioni, però io credo che in un partito popolare, forte e diffuso in tutto il paese come il nostro ci sia spazio anche per visioni diverse, a volte diametralmente opposte. L'invito di Roberto Marcato resta preciso. Io resto dell'avviso, come ho chiesto già al segretario federale Salvini, come l'ho chiesto anche ad altri dirigenti, che sia opportuno per il nostro partito però fare i congressi quanto prima, fare i congressi di sezione prima, provinciali, regionali, per dare la struttura al partito che merita. Un partito di governo, la Lega, con i suoi 800 sindaci e presidenti di regione, puntualizza Luca Zaia, dove dopo il dibattito deve esserci una sintesi. La Lega non è nata per avere le correnti, punto. Ma lo dico io che sono visto come quello che è sempre bastian contrario, che rompe le balle. Ma la nostra forza è quella della graniticità e così deve restare.